Buongiorno a tutti ragazzi, sale un'altra volta il livello di attenzione sul fronte meteorologico a causa di un forte peggioramento. Diciamo in effetti che ci sarà molto maltempo verso il nord, diciamo, dell'Italia, quindi la Toscana, il Lazio, la Lombardia, l'Emilia e giustamente anche l'arco alpino fino a tutto a quello orientale. Quindi ci sarà tanta neve che potrà anche cadere copiosa, oltre 1000 metri di quota, quindi diciamo un quadro che rimane assai perturbato. Quindi sotto osservazione saranno soprattutto le regioni come la Lombardia, la Romagna, la Toscana e anche il Triveneto, ragazzi. Quindi forti e abbondanti nevicate si prevedono sui 1000 metri, quindi con accumuli davvero notevoli. Quindi ci saranno venti di scirocco che colpiranno tutta l'area adriatica, provocando ragazzi mareggiate davvero sulle coste esposte. Quindi già a Venezia, come ben sapete, ci sono 150 centimetri di acqua alle 11:20, cioè aggiornato a pochi minuti fa, ragazzi. Adesso sono le 11:40, quindi si parla di 20 minuti fa. Quindi col passare delle ore nel pomeriggio ci saranno forti piogge e locali nubifragi anche nel Lazio, quindi massima attenzione. Poi nel nord-est, soprattutto sull'Alto Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, quindi abbondanti nevicate anche sulle aree dolomitiche. Quindi diciamo sarà un'allerta rossa in alcuni settori, ragazzi, come il Veneto, poi ci sta Bolzano, parte del Friuli Venezia Giulia, molte aree di Veneto, Liguria e Toscana, valutata anche allerta gialla sul Lazio, Abruzzo e Marche, Umbria, Molise e su gran parte dell'Emilia Romagna. Quindi diciamo un'allerta diciamo un po' dappertutto, quindi massima attenzione anche per questa giornata che non fa capire nulla di buono. In effetti oggi è il 15, ciao Matilda, 15 novembre, la situazione non è cambiata, quindi ci sono allerte rosse, allerte arancioni, diciamo un po' di tutto, quindi allerta rossa in Veneto, allerta arancione in 5 regioni, allerta gialla in 11 regioni. Quindi diciamo che quasi un po' tutta l'Italia è sotto osservazione, quindi sempre massima attenzione e ci sentiamo al prossimo video, ragazzi. Buona giornata, ciao a tutti.